Abbiamo concluso questa fase per procedere nelle settimane successive, nelle commissioni successive, con la verifica proprio dei punti, no, degli articolati del progetto di legge, quindi passare alle votazioni. E le cose, diciamo, che abbiamo potuto ascoltare da queste audizioni, ma anche dagli incontri avuti sul territorio, sono le necessità che abbiamo già ribadito, cioè ovvero porre con chiarezza nel progetto di legge 3 punti: quello che riguarda la programmazione, che rimane in capo al Consiglio e alla Giunta regionale, il direttore del sociale che verrà introdotto come figura, e la competenza che rimane quella che è oggi della conferenza dei sindaci. Ecco, mai sono state poste in dubbio queste specificità, però lo vogliamo ribadire in maniera chiara, quindi immagino che nei prossimi giorni la maggioranza proporrà degli emendamenti al disegno di legge, in modo che martedì prossimo avremo modo di calendarizzarla già con la votazione sugli articoli singolarmente. Abbiamo come limite il 10-15 novembre in commissione, dobbiamo aspettare per forza i 60 giorni dei pareri dei sindaci che scadono circa il 7-8 di novembre, quindi avremo la possibilità che martedì 10 novembre ci sia già il voto finale sul provvedimento. Successivamente, quindi entro la fine di novembre, possa essere calendarizzato e votato in aula. Abbiamo ascoltato e abbiamo fatto nostri alcuni suggerimenti migliorativi. Credo che non si possa parlare di un provvedimento blindato in questo senso. Certo, abbiamo un'idea di cosa deve essere l'efficienza della sanità veneta. Il progetto di legge va in questo versante e siamo convinti che ciò porterà a risparmi e razionalizzazione per efficientare la macchina e trovare risorse aggiuntive da mettere al servizio del cittadino.